in compagnia di Alex Fattorini, presidente di Unicol, dottor Alex Fattorini, dal 1977 a Fontanelle di Treviso. Siete una delle realtà venete più importanti anche a livello internazionale nel mondo della chimica e in special modo nella produzione di collanti industriali. Proprio su questo discorso, Presidente, come vede il futuro dell'industria chimica in Veneto e soprattutto in relazione alla sostenibilità ambientale e all'innovazione tecnologica? L'innovazione certamente è la chiave per il successo, per la crescita e per lo sviluppo della nostra industria. E la sostenibilità va a seguito e viene trascinata dall'innovazione. Essere innovativi significa capire quali sono le esigenze del mercato, anticiparle, riuscire a capire quali siano i bisogni del cliente e così seguirli. Uno dei bisogni che sarà sempre più sentiti sarà quello di sostenibilità. Quindi questi due elementi hanno un connubio forte e sono assolutamente imprescindibili. Come perseguiamo l'innovazione? Capendo bene quale sia il contesto in cui ci troviamo, capendo bene quali siano le esigenze del mercato, investendo in maniera incessante, ed è quello che noi facciamo da quando Unicol esiste, e per far sì che Unicol cresca abbiamo bisogno costante di innovazione e far sì che questa spinta non finisca mai. La sostenibilità è uno di questi elementi. Sempre più il mercato la richiede, sempre più il mercato la renderà un elemento fisiologico e necessario, e questa è una risposta che noi dobbiamo dare con un processo di innovazione, investendo in macchinari, investendo in laboratori, investendo in persone che portino prodotti nuovi e idee nuove sul mercato. Grazie mille. Grazie.